Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. In descrizione trovate il secondo canale e il gruppo Telegram con tutte le notizie H24 sul mondo del Napoli. Detto questo, fatemi sapere come sentite l'audio, perché sto usando un nuovo microfono. Ho deciso di fare l'upgrade ancora di più di quello che è sul canale per portare maggior qualità ai video, anche se poi YouTube ti butta giù il canale, però non fa niente. Con calma ci arriveremo da qui a settembre, però iscrivetevi al secondo canale intanto. Detto questo, signori, si parla già di presentazione di Rudi Garcia? Sì, ma ci arriveremo nel secondo video di giornata. Questo è il primo. Ne avevo già parlato un pochino ieri sera in live, perché ho visto molti tifosi lamentarsi della scelta della società. Ragazzi, voi dovete capire una cosa: noi non siamo il Real Madrid, non siamo il Barcellona, non siamo il Manchester City, non siamo il Bayern Monaco, noi siamo il Napoli, ragazzi. Noi siamo questa squadra qui. È normale che il Napoli non potesse prendere un allenatore top. Di top io intendo Antonio Conte. Io ero uno che quotava l'arrivo di Antonio Conte a Napoli. Perché? Perché poteva dare qualcosa in più di Luciano Spalletti, ma sul lato dei giocatori, nel senso poteva far uscire un talento incredibile ancora di più da Kvara o da Victor Osimhen. Però è arrivato Rudi Garcia, ragazzi, e come già detto con Spalletti tanto tempo fa, l'allenatore non si discute, ragazzi, l'allenatore non si discute, e vi vado a spiegare anche il perché. Perché qualora fosse arrivato un Galtier, voi avreste avuto da dire anche su Galtier, perché Galtier non era all'altezza del Napoli, oppure Vincenzo Italiano, che io ero uno di quelli che voleva Vincenzo Italiano al Napoli, perché a me piace come allena Vincenzo Italiano, mi piace come fa giocare la squadra Vincenzo Italiano, sono sincero, quindi io ero uno di quelli che avrebbe voluto Vincenzo Italiano a Napoli, cosa che non si è avverata, perché non è che ha rinnovato con la Fiorentina, ha deciso di proseguire con la Fiorentina. Però ragazzi, io vedo troppi tifosi napoletani che già stanno piangendo per l'arrivo di Rudi Garcia. Io vi ricordo che i nomi blasonati il Napoli li ha avuti. Uno su tutti è stato Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti cosa ha fatto a Napoli? Nulla, l'ha distrutto il Napoli. È normale che se io ti dico fosse arrivato Guardiola, Klopp, Simeone no, perché io Simeone non lo reputo un grande allenatore, ragazzi. Ecco, io non reputo Simeone un grande allenatore. Simeone è uno che fa catenaccio e contropiede e gioca così, lui ha sempre giocato in quel modo, e a Napoli non avrebbe fatto bene quel tipo di allenatore. Garcia potrebbe fare benissimo al Napoli, perché usa lo stesso modo di giocare di Luciano Spalletti, lo stesso identico modo, ma poi ne parleremo più avanti nel video delle ore 18. Io sono qui a fare questa critica verso noi tifosi. Io l'ho sempre detto, il male del Napoli è il tifoso. È l'occasionale il male del Napoli. Perché? Perché quando il Napoli ha vinto lo scudetto c'eravate tutti, e io voglio vedere ora se il Napoli quest'anno non dovesse riconfermare lo scudetto, che è probabile che il Napoli non riconfermi lo scudetto, ragazzi. Non è detto che perché se il Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto quest'anno lo deve vincere per forza. Va bene, voglio vedere in quanti andate allo stadio, in quanti andrete allo stadio, in quanti comprerete le magliette, voglio vedere in quanti. Però fate una cosa, compratela la maglietta, perché tanto la maglietta la comprerete perché c'è il tricolore. Però voglio vedere a fine stagione quanti ne sono che vanno allo stadio e quanti ne sono qui pronti a criticare la società. E io l'ho detto, io l'ho sempre criticato Aurelio De Laurentiis quando c'era da criticarlo. Ragazzi, è così. Hai preso Rudi Garcia, va sostenuto. Non ti piace? Frega cazzi, non mi interessa se a te l'allenatore non ti piace. Io devo guardare a quello che può dare alla squadra. Cosa può dare alla squadra? Può dare esperienza, perché l'esperienza la può dare. Ha fatto una finale di Europa League, ha fatto un grande cammino in Champions League con il Lione, se non sbaglio, ha buttato fuori il City e la Juventus. Quindi ragazzi, calmi, già stiamo dando giudizi affrettati, stiamo dando giudizi che non stanno né in cielo né in terra, perché tu non puoi permetterti di dire Garcia non fa per il Napoli. Allora nemmeno Spalletti faceva per il Napoli, Sarri non faceva per il Napoli. Spoiler, Sarri fece 91 punti
Spalletti ne ha fatti 90, ma Spalletti ha vinto lo scudetto e rimarrà nella storia. Sarri rimarrà nel cuore dei napoletani, perché Sarri, ragazzi, rimarrà comunque, quella squadra dei 91 punti rimarrà comunque nel cuore di noi tifosi napoletani. Quindi non mi venite a dire che Garcia non doveva venire a Napoli, dovevamo puntare su altro. Naturalmente ce l'ho pure un po' di rammarico, perché si era fatto il nome di Luis Enrique, però anche ieri Radio Monte Carlo, quando ha detto guardate che Galtier non ha mai parlato di Napoli, non si è mai parlato di Napoli qui in Francia per Galtier, quindi era tutta una cosa mediatica dei giornalisti italiani, a questo punto mi viene da pensare, no? Altra cosa, io ve l'ho detto, il nome, il prestigio del nome, ragazzi, non fa l'allenatore, perché se no io mi andavo a pigliare Guardiola, gli davo 20-30 milioni a stagione e gli dicevo bene, questo è il Napoli dell'anno scorso, vincimi il campionato e vincimi la Champions League. Guardiola per vincere la Champions League gli hanno dovuto comprare Holland, ragazzi, perché se no non la vinceva la Champions League, cioè per farvi capire nel complesso, pur avendo vinto 3 scudetti di fila. Quindi non mi venite a dire che l'allenatore il nome fa, perché Ancelotti a Napoli ha fallito Ancelotti a Napoli, quindi ragazzi Benitez ha fatto più di Ancelotti, a paragone Mazzarri ha fatto più di Ancelotti a Napoli, quindi di cosa vogliamo parlare? Per questo io vi dico, non criticate ora l'allenatore, critichiamolo a fine stagione. Si parla a fine stagione. A me delle griglie non me ne frega niente, perché di sicuro poi metteranno il Napoli al 4º posto quest'anno, perché ci sarà la grandissima Inter vice campione d'Europa che sarà al 1° posto quest'anno, ma noi staremo a vedere, noi dobbiamo stare zitti e in silenzio, zitti e in silenzio, zitti e in silenzio. Dobbiamo far lasciare il compito all'allenatore di adattarsi alla squadra e la squadra di adattarsi all'allenatore. Ve l'ho detto, il Napoli ha fatto la scelta di prendere un allenatore che sappia usare il 4-3-3, il 4-2-3-1, idem, perché li usa tutti e due come moduli. Quindi ragazzi, bisogna avere pazienza, bisogna avere tanta pazienza in questo momento storico per il Napoli. Il Napoli il prossimo anno andrà con lo scudetto stampato sulla maglietta, ce lo godremo, sì, perché ce lo dobbiamo godere questo scudetto. Se non vincerà, amen, ragazzi. Per questo Spalletti ha lasciato da vincente, perché lo sapeva che molto probabilmente se quest'anno non avesse vinto, non avrebbe vinto con il Napoli, tutta Napoli si rivoltava contro. Quindi ha detto, sai che c'è, ho vinto lo scudetto, lo posso rivincere l'anno prossimo? Me la sento di poter fare un'altra stagione così da 90 punti? No, e allora è giusto che io lasci. Però ragazzi, permettetemi di dire questa cosa, il male del Napoli sono i tifosi stessi. Non iniziamo a criticare un allenatore che non sappiamo nemmeno come gioca, perché io me lo ricordo Garcia nella stagione 2013, 2014, 2014, 2015, 2 volte ha portato la Roma al 2° posto e 2 volte l'ha portata nei piazzamenti di Champions League. Quindi di cosa vogliamo parlare? Il 3° anno poi è stato esonerato, ma basta, finisce lì. Ve l'ho detto, aspettate a criticare. Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926 e noi ci vediamo alle ore 18 per il secondo video. Ciao a you.